prende il fondo, mette dietro per Magrassi che non trova il pallone con il destro, poi appoggia fuori per la conclusione di Frenguelli e l'ottima risposta di Elisa Delfini, primo calcio d'angolo del match. La Civita dentro da Magrassi, grande chance, Magrassi e miracolo di Delfini che mette in angolo a tu per tu con Magrassi. Non interviene Vintari per un attimo, la Civita con la suola va via Vintari con l'esterno, gran pallone per Dossi, posizione regolare, Dossi dentro da Alloi 2 volte. Dopo la prima respinta di Delfini arriva il vantaggio della Romulea, 13° del primo tempo, colpisce Alloi, riceve la numero 6, cerca il dribbling, va via ancora sul fondo, Dossi in area, mezzo da Magrassi che gira la parata di Delfini e poi arriva il gol, il 2-0 della Romulea che raddoppia proprio al quarto d'ora della prima frazione. Frenguelli, Salamone, limite, Salamone all'angolino, controllo con la suola e destro chirurgico per Margherita Salamone, 3-0. Frenguelli, Dossi, viene all'interno su Attenni, Dossi passa in area di rigore, Dossi guarda in mezzo ma calcia sul primo palo e punisce Delfini per il 4-0 della Romulea. In avanti qui uscita sbagliata da Alloi, Fadda passa Fadda e la parata di Linda Ferzi. Classe 2012, tanto cross di La Civita per Magrassi, Delfini ancora a deviare in angolo, il colpo di testa di Magrassi. Movimento all'interno dell'area, La Civita, cross per il colpo di testa di Alloi, Delfini non riesce ad arrivare a chiudere, Antonini ripropone fuori da Zingarelli. La Civita prova a girarsi e arriva il triplice fischio di Domiziana Cardone, finisce qui al Salaria Sport Village per il secondo anno consecutivo. La Romulea conquista il Gega Tournament femminile.